alle porte. Parola d'ordine: brindare. Al Natale, all'Anno Nuovo, alla felicità e alla serenità. Qualunque sia il motivo. Cin Cin, negozio delle bevande. I migliori vini nazionali e sardi, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per accompagnare con gusto le tue serate. Nel nostro showroom in zona industriale Baccasara potrai scegliere eleganti box degustazione all'insegna dell'artigianalità sarda. Eccellenze dolciarie come panettoni e biscotti, oli extravergine, salse e marmellate. Da vera esperienza made in Sardegna. Parola d'ordine: brindare. Negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Amy Beauty Hair e il suo staff augura a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Buonasera radioascoltatori, buonasera e ben ritrovati sulle nostre frequenze per questa puntata di Nero su Bianco. Dopo la pausa festiva abbiamo avuto la possibilità di fare un bellissimo programma, uno speciale fuorigioco Nero su Bianco. Riprendiamo il nostro solito percorso con un argomento che non mancherà di toccare le corde dei nostri ascoltatori, perché questa sera con noi ci sono dei rappresentanti della comunità ucraina. Ringrazio innanzitutto Caterina, che avrà il compito di fare da interprete qualora gli altri nostri ospiti non riuscissero a capire, non riuscissero ad esprimersi perfettamente in italiano, ma noi siamo sicure che se la caveranno benissimo. Do il benvenuto ad Andrei. Eccolo qua, buonasera. Buonasera. Olena. Buonasera. E Masha. Allora, abbiamo voluto fare questa trasmissione per affrontare, come dire, il tema delle festività, di come si vivono le festività lontane dalla propria patria, una patria che, come tutti sapete, è in guerra. L'Ucraina è stata invasa dalla Russia, a febbraio sarà un anno. L'Ogliastra ha aperto le sue porte, gli ogliastrini hanno aperto le loro case e i nostri ospiti che vedete in questo momento in studio sono arrivati, non Caterina che stava qui già da diverso tempo, sono arrivati a fine marzo, quando l'eco delle bombe e della guerra era insomma, assolutamente devastante. Non che adesso la situazione sia migliorata, però sono arrivati proprio sull'onda di questo dramma. Allora Caterina, io ti chiederei innanzitutto di dirci velocemente qual è la tua esperienza. Tu sei in Sardegna da quanti anni? Buonasera, io in Sardegna quasi 3 anni. Io abito prima 6 mesi piccola paese a Villanova, Strisali, dopo io trasferisci da Lanusei. Io c'ho un figlio, 7 anni e marito. Un marito sardo, sì, insomma abbiamo scoperto che il bambino comunque è sardo-ucraino. E io inizierei subito con i nostri ospiti. Allora inizierei da Olena. Io ho voluto fare questa trasmissione perché è molto colpita
letta da un tuo post su Facebook. In questo post scrivevi che questo è un Natale molto caldo per me. Immagino tu ti riferissi al fatto che fosse un Natale, quindi il clima molto caldo. È stato caldo anche per noi, quindi immagino per voi che comunque siete abituati allo zero e anche a temperature inferiori. Però scrivevi nel post la vita è così, anche noi siamo cambiati. Come hai vissuto questo Natale lontano dalla tua casa in Sardegna, a Lanusei, dove vivi ormai da quasi un anno? Com'è stato questo Natale caldo? Как ты воспринимаешь это Рождество, когда это было очень жарко здесь и как по прошествии одного года практически? Ми звикли, звичайно, до іншого. В нашому регіоні частіше за все йде сніг в цей період, і ми прикрашаємо ялинку, всі разом збираємося родиною, але цього року все змінилося і нас дуже тепло прийняла Сардинія і місто Ланузей. І наша сім'я нас дуже тепло прийняла, і завдяки їм, завдяки сім'ї Арезо ми не відчували себе погано цього року, незважаючи на те, що почалася війна. Io provo a tradurre, ok. Le dico che il nostro paese, dove abitiamo, a Kharkiv, tutti natalizi, tutti Capodanno, facciamo un freddo, anche neve. Ma qui a Lanusei, Sandra Arezzo, famiglia Arezzo. Sì, Sandra Arezzo è la famiglia che ha accolti, sì. Di contrario, molto tranquilla, molto di calmo, molto di warm, molto di piacerebbe, sì, che quest'anno hanno sentito molto male, hanno sentito perché c'è guerra, vai nella Lanusei più tranquilla. Anche di nostre famiglie fatto come albero Natale, tutto assieme in Ucraina, sì, questa tradizione. Ho capito. Passiamo ad Andrei. Allora, Andrei, tu hai 16 anni, se non ricordo male, sei arrivato anche tu a marzo con il pullman. Cosa stai facendo adesso? Adesso a scuola geometri, in classe informatica. Mi piace molto questa scuola, più bene di scuola ucraina con informatica. Sì, anche sono a pianoforte un po', all'inizio, adesso no. Sì. E tu a Natale e a Capodanno cosa hai fatto? A Natale cosa hai mangiato? E a Capodanno che cosa hai mangiato e che cosa hai fatto? A questo Natale mangiamo un po' tradizionali italiani e anche tradizionali ucraini. Sì. In nostra casa non c'è albero, ma c'è camino, quindi sì. Cosa ti è mancato di più del Natale ucraino? A parte immagino i familiari, gli affetti, gli amici. Forse nostra famiglia, perché nostra famiglia è grande, forse 8 persone. E quindi qui solo 3 con mia madre. Sei arrivato con tua madre e tuo fratello? Io e mio fratello, sì. Toglimi una curiosità, ma scommetto che a Natale magari hai mangiato anche qualche culurgione. Sì, certo. Come sono i culurgioni? Bene, perfetti. Ti piacciono? Sì. Ascolta un attimino, mentre invece ogni tanto ti capita di pensare al fatto che magari vorresti tornare in Ucraina? Cioè ti manca? Ti mancano? Un po' sì, ma adesso la situazione è molto pericolosa e quindi non c'è elettricità, non c'è tanti servizi, quindi qui più bene.
forse non c'è cinema o molte persone, ma c'è elettricità e tutti basi servizi, quindi... Tu arrivi da Kiev, dalla capitale? Sì. Ho capito. Allora, invece passiamo a questa splendida signorina. Tu quanti anni hai? 15 anni. 15 anni. Tu sei arrivata dopo Sì. il primo gruppo? Maggio. Sei arrivata a maggio con tua mamma? Sì. Stai studiando? Che cosa stai facendo adesso? Studiando a scuola artistica. Basta. Basta. Mentre invece dimmi un attimino, il tuo Natale qui com'è stato? È stato molto diverso da quello che solitamente trascorrevi nella tua città, che è? La tua città è? Kharkiv. Il tuo Natale qui è stato diverso dal Natale a Kharkiv? Magari Caterina mi può aiutare? Sì. В цьому році було дуже відрізнялося від минулого, тому molto що differenze quest'anno di Natale. по-перше, інша сім'я, та було все дуже добре, тому що усі дуже приємні люди, та мені з ними приємно, комфортно розмовляти. Sì, perché la famiglia è diversa qui, non come in Ucraina, ma lei è anche sentita molto bene perché famiglia molto bella. Quindi la famiglia ospitante, Sì. comunque le ha accolte. Sì, molto bella e non ho sentita male qui. E quasi di Natale era meravigliosa. Addirittura, questo ci fa piacere. Hai ricevuto qualche regalo in particolare che ti ha colpito? Qualcosa che ti è piaciuto molto? Un regalo, gift? Какие-нибудь подарки вам сделали, которые вам понравились? Sì. Che cosa? Что? Что подарили? Нічого не солодке, так, дольче. Sì, Ah, dolce i dolci. sardo. I dolci, Sì. adesso visto che ci siamo, radioascoltatori, capirete bene che questa è un pochino macchinosa perché occorre tradurre, perché come avete notato per i ragazzi sono quelli che parlano meglio, hanno imparato subito l'italiano a differenza delle persone un po' più adulte, perché chiaramente sono delle spugne e imparano subito. Il dolce e il sardo che ti è piaciuto, che ti ha fatto piacere ricevere come regalo, qual è stato? Quale dolce? Какие? Я не знаю. Як вона називається? Бардули. Ah, le Sì, pandule. le pandule. Quindi le pardole con la ricotta. Olena, tu in questi mesi, oltre a prenderti cura della tua famiglia, Olena ha anche un altro bambino che si chiama Danilo e ha la mamma, la sorella che è la mamma, tua sorella si chiama? Irina, che è la mamma di Masha. Hai anche avuto un'esperienza lavorativa, hai lavorato. Che cosa hai fatto? Questo è veramente cosa hai fatto? Abbiamo fatto culurgioni abbastanza fresche. Quindi 6 mesi hai imparato a fare i culurgioni? Sì, molto culurgioni. Molti culurgioni. Sì. Ma cosa facevi? Facevi tutto? Li cucivi? Tutto. La pasta? Chiudere culurgioni. Quindi hai imparato? Sì. Signori, gentili ascoltatori, neanche io li so chiudere, insomma, questa cosa qui, che una ragazza ucraina sappia chiudere i culurgioni mentre non lo sa fare, insomma, un po'. Grazie per questo lavoro per noi. Scusami, ti ho interrotto. Grazie per questo lavoro per noi, noi prendiamo questo lavoro. Katia, aiutami per favore. Sì, lei è ringraziata per questo, che c'è possibilità di lavorare. Sì, di lavorare. Sì, chiudere il collegione, anche i parati, anche se era molta pazienza da parte italiani che hanno insegnato a preparare, a confezionare i culurgioni. Sì. Cosa facevi in Ucraina? Ho fatto come stilista per bambini, vestiti per bambini. Vestiti per bambini? Sì. Ti piacerebbe poterlo fare anche qua, lavorare qua? Mi piace lavorare. Ti piace lavorare? Sì. Hai qualche hobby particolare?
qualche hobby, insomma, se ha qualche hobby particolare, se nel tempo libero fa qualche cos'altro. Да, если у тебя есть свободное время, ты что-то еще делаешь здесь? Так, я займаюся живописом. Так, lei faccio di squadre, lei faccio di pittura, design. Pittura sì. di olio. A olio. E qui stai dipingendo? Sì. Sì. Anche io faccio yoga, lo sport. І також веду маленькі групи для українок. Anche lei faccio qualche per sport come fitness per ucraini. Ho capito. Sì. Allora, abbiamo subito una prima domanda da un nostro fedelissimo ascoltatore che saluto, Nicola Saris. Un saluto a tutti voi, un abbraccio particolare a Caterina che ha avuto la fortuna di conoscere e apprezzare per le sue qualità, e volevo farvi una domanda, poi magari Caterina traduci. Certo. Venendo qua, avete potuto conoscere le abitudini e le tradizioni della nostra terra. Venerdì, se non sbaglio, festeggerete il vostro Natale. Sì. Avete pensato di proporre alle vostre famiglie ospitanti di poter festeggiare e far conoscere le vostre tradizioni natalizie? Sí. Они хотят спросить, спрашивают, мы празднуем наше Рождество 6-7 числа. И говорит, спрашивают, какие у нас традиции. E io a questo aggiungo, e se sì, che cosa preparerete, quali piatti tradizionali ucraini preparerete alle famiglie ospitanti? Да, если вы будете делать для нашей фамилии, тех, кто вас принимал, какие будете делать блюда для них? Так, ми святкуємо наше Різдво з 6 на 7 січня. По-перше, ми ходимо до церкви в цю ніч. Я хочу pervesti traduttori perché hanno molto sì, dopo io anche quindi nella tavola degli ucraini cosa non deve mancare a Natale? Diciamolo subito. Facciamo festeggiare il nostro Natale dalle 6 da 7 notte. Anche questi giorni noi andiamo da chiesa. Sì. Також ми збираємося родиною за одним столом і готуємо 12 постних страв без м'яса та риби. Також tutta famiglia siede con tavolo, prepariamo cibo per questa natalizia, ma no carne e no pesce. No? Quindi la vigilia, la notte non si mangia né carne né pesce. Cosa si mangia? Sì, mangiamo tutto. Традиційно ми готуємо кутю. Вона готується в нашій родині, вона готується із перловки, як буде гріч? Волоських горіхів, ізюму та маку. Parole difficili anche di traduttore, perché noi facciamo tradizione di una ciba di porridge. Porridge. Col grano saraceno? No? No, questa non grano saracena. Con miele, con uva secca, uva passa, anche noccioli, anche no saraceno, ma grano, orzo per lato, sì. Perfetto. Orzo per lato, sì. Anche mac. Questa ricordati di questa fiori di rossi fiori e dopo c'erano piccolini chiodi di garofano? Forse sì, okay, sì. Hanno un profumo molto intenso. Sì, è quello, sì, anche qui. Molto di questo dolce. Facciamo questo cibo e mangiamo, prima bisogna mangiare quello. Quindi bisogna mangiare quello, poi si può dare inizio. Anche come tu non mangi, ma bisogna mangiare una spuna, bisogna mangiare. Ma quindi voi questa cosa qui la preparerete per il vostro Natale? Quindi state già pensando comunque di festeggiare il Natale della tradizione ortodossa, quindi? Sì.
Passiamo invece, spero di aver che la risposta abbia soddisfatto Nicola Salis, che saluto. Passiamo invece ai festeggiamenti per il Capodanno. Andrì, alla Lanusei c'era un bel Capodanno in piazza con i DJ, musica. Sì, perfetto. Tu cosa hai fatto? Ci sei andato? Sì, a Natale molti, anche tanti musicanti. Musicisti, sì. Sì, mi piace questo. Ti sei divertito? Sì. Ты ходил на площадь, когда Новый год был? Там была музыка, было... Да, Sì. E invece solitamente il Capodanno a Kiev come lo trascorrevi? In Kiev è città molto grande, quindi c'è una piazza, grande piazza centrale di Kiev. C'è anche qualche festival, sì, ma tante persone in questa a Natale a casa. Anche perché fa freddo comunque. Sì. Adesso che clima c'è? Sta nevicando? C'è molto freddo? Зазвичай в нас сніжить, дуже багато снігу і холодно, але цього року в деяких регіонах йшов дощ. Quest'anno non molto nevicando, anche qualche regione sempre pioggia, ma originale nevicando molto. Ho capito. Allora, invece passiamo a Masha. Hai avuto modo di conoscere le ragazze, i ragazzi di Lanusei, i ragazzi ogliastrini. Come ti sono sembrati? Come sono i ragazzi sardi? Come li hai trovati? Ti sei trovata bene? A scuola come va? A scuola tutto bene, mi molto piace. Ragazzi a scuola molto družni, dobri. Gentili. Molto gentili, ho capito. Adesso, Caterina, invece la domanda la faccio a te. Tu hai vissuto, come dire, in pace in Ucraina le tue festività, e poi hai avuto modo di vivere anche le nostre festività, che sono diverse, ma ci accomuna in qualche maniera la matrice cristiana. Quando sono arrivati loro, no? Quando hai potuto comunque in qualche maniera anche vivere maggiormente i tuoi concittadini, che cosa hai pensato? Quali sono state le sensazioni che hai avuto quando li hai visti arrivare? Immagino che vi incontriate, vi troviate, Sì. Mangiate assieme qualche volta. Sì. Che cosa hai pensato anche per queste festività? Quando io ho incontrato prima volta a Pullman, sì, anche io andare per un po' di traduttore, anche io un po' imparato italiano, ma proprio spiegato, sì, io ho trovato tutte persone un po' paura, un po' preoccupati. Prima volta di guardare cosa è successo dove arrivano, guardare che paese è molto domande era. Sì, cosa facciamo festeggiare, come facciamo abitiamo qui, cosa abituiti, tutto molto era domande. Molto preoccupate. Sì, molto preoccupate. Ma dopo loro un po' tranquillizzato, noi facciamo una cena, sì, tutti insieme, e dopo un po' tranquilla, dopo arrivati famiglie che prese tutti gli ucraini, dopo andati a casa, forse per questo momento è un po' paura di sparita, sì, un po' tranquillizzata, sì. E dopo facciamo contratti qualche volta, facciamo conoscersi più vicino, sì. Quindi questi momenti di incontro sono importanti. Sì. Allora mi arriva sul mio telefonino, come dire, un messaggio di Sandra Resu, che è l'assessore del comune di Lanusei, che ha organizzato questo viaggio in Ucraina per portare questo
queste famiglie, poi una parte di loro sono tornate, molte sono rimaste, infatti sono qui con noi, mi dice che sia la nonna, quindi la mamma di Olena, che le ragazze hanno ballato in piazza, in Capodanno, per tutta la serata. Vi siete divertite quindi? Sì. Sì, allora siamo arrivati al primo blocco pubblicitario, io do immediatamente la parola alla regia per la pubblicità e poi torniamo qua in studio. Mi raccomando, non ci lasciate, perché poi andremo a fare altre domande magari un pochino più serie, anche perché sono le prospettive future e non sono molto rosee, bisogna dirlo. Insomma, l'Ucraina è ancora in guerra, i russi stanno ancora bombardando e sinceramente non si vede ancora la fine di questo enorme dramma. La parola alla pubblicità. Natale è alle porte. Parola d'ordine: brindare al Natale, all'anno nuovo, alla felicità e alla serenità, qualunque sia il motivo. Cin Cin, negozio delle bevande, i migliori vini nazionali e sardi, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per accompagnare con gusto le tue serate. Nel nostro showroom in zona industriale Baccasara potrai scegliere eleganti box degustazione all'insegna dell'artigianalità sarda, eccellenze dolciarie come panettoni e biscotti, oli extravergine, salse e marmellate, da vera esperienza made in Sardegna. Parola d'ordine: brindare! Negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una: meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Amy Beauty Hair e il suo staff augura a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Rieccoci in studio, gentili radioascoltatori. Io ho prima preso alla foga dalle presentazioni dei nostri ospiti, che fra l'altro adesso c'è stato un avvicendamento e sono entrate altre due ospiti. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante, che è questa, e cioè che ci potete seguire sulle frequenze 102 e 104 per la provincia Ogliastra, 100.5 per Tertenia e 92 per il Sarrebus. Potete inoltre seguirci, se vi trovate a Cagliari e nei dintorni, anche in DAB nel canale 10. Potete inoltre guardarci sulla nostra pagina Facebook, c'è la diretta Radio Stella Tortolì, oppure sul canale YouTube Radio Stella Tortolì. Infine, se volete partecipare, fare qualche domanda, chiedere qualche curiosità, potete partecipare in diretta chiamando lo 0782 62 2505 oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al 379
13 74 733. Allora, come vi stavo dicendo prima, c'è stato un avvicendamento in studio, abbiamo altre due ospiti, Caterina è andata via e abbiamo al suo posto Oksana, che anche lei è ucraina, della Volinia, dell'Oblast di Volinia, però è in Sardegna e in Italia da quasi 20 anni, per cui insomma diciamo che il suo italiano è molto più fluente. E poi abbiamo la figlia di Olena, che è Dasha, anche lei è arrivata con la mamma, il fratellino e la nonna col pullman del comune di Lanusei. Rimangono sempre con noi Andrei e Masha. Allora, la domanda che ho fatto a Caterina la rivolgo a te, Oksana. Tu hai avuto modo di vivere in Sardegna per tanti anni, hai avuto anche modo di osservare dall'esterno quello che è successo in Ucraina con l'invasione della Russia, e soprattutto hai avuto modo, come dire, di vedere i rifugiati che arrivavano qui in Ogliastra, sono stati accolti qui, ce ne sono arrivati in diverse decine di persone, qualcuno è rimasto, qualcuno ha preferito andarsene. Tu come hai vissuto il loro arrivo? Per te cosa è stato? Per me, penso come per tutti quanti, anche se sono qua, come per tutti gli ucraini, è stato un colpo questa guerra, e certo che anche se sono qua da tanto, anche per me non era una cosa facile. Penso che vedo un popolo italiano che veramente ha preso il cuore tutto questo che è successo nel mio paese. Ringrazio tanto, grazie al popolo italiano molte persone che sono arrivate qua si sono trovate, penso, abbastanza bene. Anche tu sei un po' sospesa fra le tradizioni ucraine e le tradizioni italiane. Io ho chiesto loro che cosa si usa, cosa si mangia, come si festeggia il Natale e il Capodanno, però l'Ucraina è una nazione molto grande, ci sono diverse regioni, immagino che così come succede da noi ogni zona abbia le sue tradizioni. Tu solitamente il Natale come lo festeggi? Come lo festeggiavi? Come lo festeggi? E se ci sono delle differenze? E soprattutto se festeggerai il Natale che cade nel calendario giuliano? Certo, vabbè, diciamo adesso più festeggio Natale in modo italiano, però sempre con piatti ucraini anche. Vogliamo sapere quali sono questi piatti, perché abbiamo scoperto che si utilizza questo porridge dolce, diciamo il piatto che inaugura la serata, però in Volinia cosa si mangia? Va bene, diciamo in Ucraina in generale i nostri piatti principali per Natale, insalata russa, involtini. Penso che tutti sono d'accordo. Sì. Vabbè, adesso ho aggiunto colorgionis. Insomma, abbiamo scoperto che comunque anche gli ucraini si sono presto, adeguati ai colorgioni, che sono il nostro piatto nazionale ogliastrino, per cui non possiamo più farne a meno. Sì, anche pasta al forno. Anche la pasta al forno. Ma c'è qualcosa che ti manca dell'Ucraina quando arriva il Natale, quando arrivano le feste? Per roba da mangiare? In generale mi manca vertep vivo, che da noi si fa, una cosa assolutamente diversa come qua, perché qua è usanza fare vertep, presepe, e da noi si chiama vertep. Presepe italiano si fa di solito a casa, in chiesa o in piazza, e da noi invece esiste un presepe vivo. Quindi una rappresentazione del Natale? Sì, una presentazione del Natale dove gente si travestono, portano stella con sé e festeggiano in questo modo, vanno da casa, in maggior parte in villaggio che si usa così, diciamo. Così gente bambini o ragazzini vanno da casa in casa cantando canzoni proprie natalizie. E poi anche dopo Natale c'è l'altra festa che si chiama San Basilio, San Vasili, che si lancia grano, che si augura a questa famiglia dove entri, è ricco come presentazione, come un simbolo di ricchezza. Quindi si lancia in grano in segno di prosperità e di fertilità e di ricchezza. Sì. Passiamo a Dasha. Tu quanti anni hai e cosa stai facendo adesso? Io ho 15 anni.
studiare a scuola italiana, anche a scuola ucraina e basta. Come ti sei trovata alla Nusei? Com'è stata l'esperienza quest'anno alla Nusei? E come ti sei trovata? Ti sei trovata bene? Tutto va bene. Tutto va bene. Gli insegnanti come sono? Cioè, vi sono venuti incontro, vi hanno aiutato? La lingua è stato difficile per te affrontare il problema della lingua? Un po' difficile parlare italiano, anche studiare, ma tutto va bene. Tutto va bene. Un'altra domanda, il mare? Vi piace il mare? Sì, molto. Dove andate? Tutto il mare agli esteri. Allora, ripassiamo ad Andrea. Allora, stai facendo i geometri. Sì. Mentre invece a Kiev cosa studiavi? Studio a scuola normale, generale, scuola generale, ma anche nostra classe è matematico, sì, un po' di ore di matematico. Quindi una sorta di algebra, geometria. Di liceo scientifico. Tipo liceo scientifico. Se ti faccio una domanda un po' delicata, una domanda un po' così, ma cosa speri per il tuo futuro? Speri di poter tornare presto in Ucraina? Non lo so, io adesso voglio finire scuola qui, finire scuola superiore, perché la situazione in Ucraina non è molto bene e quindi se guerra finita 2 o 3 anni dopo non molto bene vivono in Ucraina perché c'è tanti problemi, ma dopo non lo so. Sì. Comunque ti piacerebbe rimanere qui sino al diploma? Sì, è possibile. E tua mamma è contenta di questo? Sì, certo. Mentre invece il tuo fratellino quanti anni ha? 9. 9 anni, quindi lui frequenta le scuole elementari? Sì. E il suo italiano com'è? Più bene di me, ovviamente, perché lui non parla inglese, quindi in scuola parla solo italiano e quindi impara più bene italiano di me. Ho capito. Allora, torniamo invece a Masha, che ho scoperto essere un vezzeggiativo di Maria, così come Dash il vezzeggiativo di Daria. Anche a te piacerebbe rimanere qua fino al diploma? O magari mi puoi aiutare tu a tradurre? Oppure preferiresti tornare in Ucraina subito, presto, insomma? Ти поняла, що вона спросила? Ну, взагалі, я б зараз, що думаю, це закінчити тут навчання рік. А потім, якщо чесно, я не знаю, тому що я зараз не навчаюся в українській школі, а тільки в італійській. Lei in futuro ancora non ci prevede futuro lontano. In questo anno lei vorrebbe finire qua perché lei sta studiando solo scuola italiana, a differenza di Dasha. Ho capito che Dasha sta studiando anche online in Ucraina. Finisce questo anno, dopo si vedrà, ancora non decisa. Non ancora decisa. Allora, Oksana, invece torniamo un attimo, quindi è da quasi 20 anni che stai in Sardegna. Sì. Sarà capitato chiaramente di andare in Ucraina a trovare la tua famiglia, immagino. Che differenze ci sono? Cioè, c'è molta differenza nel modo di vivere degli ucraini rispetto ai sardi, agli italiani? È difficile comunque far incontrare queste due culture diverse, perché ci sono molte le cose che ci accomunano, ma sono anche molte le cose che magari non dico ci differenziano. Secondo te, per un ucraino che è venuto qua in Sardegna in una situazione tra l'altro particolarmente drammatica perché fugge da una guerra, che cosa è la cosa più difficile da affrontare? Vabbè, adeguarsi all'altra cultura e tradizioni è stato difficile anche per me. Vabbè, io avevo diverse situazioni, sicuramente per loro è ancora più difficile perché in periodo di guerra io sono venuta volontariamente, diciamo, loro erano spinti di venire qua proprio scappando dalla guerra perché capisco che i ragazzi sono arrivati proprio da zona dove si sente di più la guerra, perché in zona dove abitavo io comunque è più tranquillo.
Penso che per ragazzi come loro di 15 anni magari neanche così difficile, però per persone di mia età come mamma di Dasha, come penso io, sarà un pochino più difficile perché loro si adeguano più semplicemente. Il loro futuro stanno creando adesso, stanno studiando, invece trovare un lavoro per una persona adulta sarebbe molto più difficile, credo. Che notizie vi arrivano dalla vostra Ucraina? Cosa si dice? Come si vive? Magari un pochino con sarcasmo posso dire, però veramente penso che il nostro popolo è molto coraggioso e in situazioni come ce l'abbiamo adesso, persone si stanno abituando anche per vivere in guerra. In senso che nonostante tutte le difficoltà che ci sono, che adesso ce l'abbiamo un periodo che arriva freddo, che arriva ghiaccio e persone devono stare anche senza corrente, senza riscaldamento, è molto difficile, diciamo. Ma voi vi aspettavate comunque una risposta così importante da parte degli italiani, dei sardi? Cioè ti ha colpito oppure era una cosa che ti aspettavi in qualche maniera? Anche perché soprattutto all'inizio, adesso se ne parla molto meno e secondo me anche la solidarietà un po' è venuta a scemare, però soprattutto all'inizio insomma l'Italia ha veramente aperto le porte. Te l'aspettavi una reazione del genere o no? Una domanda interessante perché nessuno non aspettava la guerra prima di tutto. Vabbè, noi eravamo già più o meno preparati perché sapevamo cosa sta succedendo, nostra situazione con la Russia, però certo nessuno non aspettava che succede veramente. Però come gli italiani hanno accolto il mio popolo veramente è sorprendente perché ho visto anche io quando è arrivata Olia, anche Olia che ha conosciuto anche Giusy, lei era sorpresa, come tutti quando hanno saputo che lei è ucraina e sta scappando dalla guerra, come erano persone accoglienti, come veramente non era una cosa aspettata, sorprendente. Veramente ringrazio tutto il popolo italiano, come minimo questo che ho conosciuto io. Senti, ma tu cosa prevedi, quale sarà il futuro da qui ai prossimi mesi? Pensi che ci sarà una svolta nella guerra? Pensi che si potrà arrivare ad una pace? O pensi che questa situazione, questo dramma proseguirà ancora? Io credo che non sarà così facile ancora. Non vedo una conclusione così veloce, sinceramente, perché comunque una persona che inizia a fare la guerra non penso che è una persona normale perché fare qualche pace con un popolo che ha iniziato a fare la guerra è una cosa difficilissima. Penso che in questa situazione dovrebbe essere coinvolto tutto il mondo, non è basta che siamo coinvolti solo noi persone diciamo semplici. Questo è un compito di politici, prima di tutto. Andri, chi hai lasciato tu a Kiev? Chi c'è a Kiev? Sei qui con tua madre e col tuo fratellino, ma a Kiev chi c'è? A Kiev mio padre, sì, è anche famiglia di mio padre. Famiglia di tuo padre, quindi c'è anche tuo nonno, tua nonna? Sì. E loro cosa vi raccontano da Kiev? Cosa vi dicono? И что говорят там они? Какая ситуация у вас? C'è tanti problemi ovviamente, ma adesso più bene di inizio di primo anno, perché вже всі звикли, начебто, і більше вже... Anche lui sta dicendo che praticamente adesso un pochino migliorata la situazione, non è per motivo che è migliorato proprio, che è cambiato qualche cosa con la guerra, ma in situazione che gente si stanno abituando proprio a vivere in questa situazione, lo sanno affrontare meglio. Ma per la famiglia, tuo padre, per i tuoi nonni che sono rimasti lì, il fatto che voi siate venuti qua li ha resi più tranquilli? Sono più tranquilli al sapervi qua
comunque al sicuro, non in una nazione devastata dalla guerra. Sì, noi qui più sicuri, quindi Quindi loro sono più tranquilli. Più tranquilli, certo. Come avete deciso di venire, di andare via? Quando l'avete deciso? Noi deciso questa a Lviv, non a Kiev. Noi dopo inizio guerra noi andiamo a Lviv. Lviv, quindi sì, al confine Lviv. con la Polonia, nella parte occidentale dell'Ucraina. Sì. La zona che avrebbe dovuto essere più sicura, insomma. Sì, noi non lo so dove bisogna andare a Polonia? Sì, o a altri paesi europei, quindi Italia è variante bene per me. Allora, sì. Voi siete arrivati in quel pullman, ma quando avete visto quando siete entrati nel paese, avete visto i bambini delle scuole che vi applaudivano, le persone in strada per salutarvi? Cosa hai provato? Cosa è stato per te? Qualcuno si è anche emozionato, mi hanno detto. A qualcuno è scappata anche qualche lacrima. Sbaglio? Com'è stato? Тебе помочь? Она тебя спрашивает. Sì, è molto emozionato il momento. Sì, perché all'inizio della guerra è tutto molto difficile, perché sì, qui tanti ragazzi con questi placati. Sì, sono quelli con i cartelloni che vi davano il benvenuto. Sì. E per te è stata la stessa cosa, Dasha? Anche tu ti sei emozionata quando hai visto l'accoglienza alla Nusei? Для нас це було неочікувано і дуже приємно. Це дуже такий жест добрий. Per loro non era una cosa aspettata, diciamo, però ha fatto tanto piacere vedere una cosa del genere. Senti, vorrei che magari approfondissimo un attimino il fatto proprio del rapporto con le persone che incontrano quotidianamente. Anzi, una domanda cattiva la vorrei fare. Cos'è che proprio non vi piace della Sardegna? Cioè, cos'è che non sopportate? Magari se traduci. Она вас спрашивает всех, говорит, что такой вопрос странный, но что вам именно не нравится здесь, в Сардинии? Что вам дает что-то неприятное ощущение, что вам приносит? Masha, cos'è che proprio non ti piace della Sardegna? Що в неділю не працюють магазини. Questo che di domenica sono chiusi i negozi. Ok, quindi, ma perché non puoi andare al bar, non puoi andare a fare la spesa? Perché, quindi questa cosa qui perché non ti piace che la domenica siano chiusi i negozi? Тому що в мене в школі вихідні та у мами на роботі, і в нас немає днів, коли ми можемо разом сходити. Perché lei sta studiando e solo domenica libera lei e mamma che potrebbero andare a fare spesa insieme. Ci dispiace. A Tortolì i negozi sono aperti anche la domenica. So che adesso il comune di Lanusei e l'assessora Sandra Resu mi starà lanciando degli strali perché voglio portare la loro splendida comunità ucraina a Tortolì, ma non me ne vorrà. La stessa domanda la faccio a Dasha. Cos'è che non ti piace della vita in Ogliastra? Для мене все добре, але основне це погода, тому що зараз зима, я хочу снігу. A lei manca tanto neve, perché a lei piace tutto, ma ci manca tanto neve. Perché qua c'è troppo caldo questo periodo. Sì, in effetti è stato un Natale e un Capodanno particolarmente caldo sotto diversi punti di vista, ivi compreso il fatto che a Natale avessimo 22 gradi, 20-25 gradi, una cosa veramente spropositata. La stessa domanda ad Andri, cos'è che non ti piace Anche per me è troppo caldo tutto l'anno, non solo adesso, ma anche più caldo in Ucraina, quindi se 1 mese, 2 mesi va bene, ma se tutto l'anno è un po'... È anche pesante fisicamente, immagino, no? Sì.
Oksana, torniamo un attimino a te. Che consigli sentiresti di dare ai tuoi connazionali che sono arrivati qua per vivere al meglio questa esperienza? Perché chiaramente è un'esperienza, ripeto, frutto di una situazione drammatica. Cosa consiglieresti loro per vivere meglio? Per vivere al meglio questa esperienza, che spero per tutti che sia chiaramente una parentesi, che loro possano tornare il più presto possibile a casa loro. Non so, l'unica cosa che mi rimane pregare è che questa guerra finisce il prima possibile, ma penso che anche per loro questa esperienza di venire in Italia, questo, da una parte certo che in situazione come ce l'abbiamo noi è brutta, però sempre un scambio anche culturale, anche scambio di tradizioni, di lingua, una cosa che aiuta sempre a avere nuove esperienze, così loro possono anche scegliere, perché in Ucraina certo loro potrebbero studiare in un periodo di pace, potrebbero studiare tranquillamente, ma adesso hanno avuto possibilità di vedere anche l'altro mondo e decidere cosa devono fare più avanti, o tornare, o anche rimanere, o andare in altri paesi. Quindi c'è anche questa possibilità. Tu hai fatto una scelta di vita, sei rimasta qua, chiaramente la tua decisione non era guerra, non era la guerra, era una decisione personale di vita. Hai imparato a fare i culurgioni? Certo. Anche a mangiare. Anche a mangiare. Allora ragazzi, io vorrei tornare un attimino a voi. Innanzitutto vi auguro che voi possiate, come dire, se questo è il vostro desiderio, tornare al più presto nelle vostre case, sperando chiaramente che la situazione si risolva, sia una situazione, come dire, di pace e di ricostruzione. Sarà molto difficile comunque ricostruire un paese distrutto, ma da qui ai prossimi 10 anni, Andriy, dove ti vedi, come ti vedi, cosa vorresti fare e soprattutto pensi di poter essere utile al tuo paese? E in che modo? Cosa vorresti fare fra 10 anni? Se tu pensi, immagini, io fra 10 anni mi immagino dove? Sono alla Lanusei, sono a Cagliari, sono a Roma, sono a Kiev. Cosa pensi del tuo futuro? Io voglio studiare tipo un sfera informatico, lo so, c'è in Milano è bene università, forse in Milano o anche a Cagliari forse. Sì, oppure c'è anche bene università in Ucraina. Quindi comunque vorresti tornare? Sì, forse dopo questa scuola. Dopo questa scuola sì. E tu, magari qui mi traduci, da qui a 10 anni, no? Quando avrete 25 anni sarete ormai delle donne, ti immagini in Ucraina a fare che cosa? Come te la immagini la tua vita futura? Ты поняла? Как ты видишь свое будущее через 10 лет, например? Где ты видишь себя? Здесь или на Украине, или в другой стране? Я не знаю, тому що взагалі ми планували хоча б закінчити цей навчальний рік тут, та, можливо, потім повертатися. Але ми не знаємо, це для всіх нас не зрозуміло поки що. Так, мені подобається грати на гітарі, та я думаю, що я зможу розвити себе у цій сфері. Ось. Також мені подобається малювати, але я думаю, що гітара мені ближче. In situazione come ce l'abbiamo, lei non lo sa di sicuro se sarà possibile, quando sarà possibile tornare nel nostro paese. Però lei piacerebbe suonare chitarra e lei piace anche disegnare, però più che lei piace, più di tutto lei piacerebbe continuare a suonare chitarra. Ma lo può fare, io spero che lo possa fare presto, spero al più presto in Ucraina, altrimenti qui di chitarre ce ne sono tante, c'è anche una scuola civica di musica alla Lanusei, immagino che insomma la possibilità almeno per assecondare questa passione non mancherà. E tu invece, Masha, fra 10 anni, dove ti vedi? Я думаю, що можливо через 10 років я буду займатися тим, чим я почала займатися до початку війни. Я займалася моделінгом та почала розвиватися у сфері акторської майстерності. Ось, але звичайно, ми зараз нічого не можемо сказати точно, тому
Далі подивимось. Lei sempre piaceva, esempio, studiare anche studiare, però lei vorrebbe essere modella e piacerebbe essere anche attrice, però per adesso non si può dire niente, cercherà di andare avanti con questo suo desiderio, sperando che sia vera una volta. Comunque, cioè, indipendentemente dal posto, Italia, Sì, Ucraina, il mondo intero, Infatti, insomma. perché adesso infatti come ancora la situazione in Ucraina non è sicura, nessuno non può dire niente. Oksana, io continuo a farti le domande indiscrete. Anche te, cosa manca di più dell'Ucraina? Cosa ti è mancata di più della tua patria, della tua nazione? Da inizio mi mancava molto mia lingua, che non sentivo. Adesso mi sono abituata perché parlo più italiano come ucraino. Certo mi mancavano tradizioni, mi mancava mia terra, mi mancava anche paesaggi, mi mancavano di mia terra. La neve? La neve sì, tanto. A questo caldo ci sei abituata, in 20 anni? Sì. Va benissimo. Allora, siamo arrivati al secondo blocco pubblicitario, io do subito la parola alla regia e ci ritroviamo qui dopo per finire questa chiacchierata con i nostri ospiti ucraini che ci stanno raccontando con qualche difficoltà, un po' dovuta alla lingua, un po' dovuta anche all'emozione, anche alla giovane età, la loro esperienza di rifugiati. A presto! Il Natale è alle porte. Parola d'ordine: brindare al Natale, all'anno nuovo, alla felicità e alla serenità, qualunque sia il motivo. Cin Cin, negozio delle bevande, i migliori vini nazionali e sardi, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per accompagnare con gusto le tue serate. Nel nostro showroom in zona industriale Baccasara potrai scegliere eleganti box degustazione all'insegna dell'artigianalità sarda, eccellenze dolciarie come panettoni e biscotti, oli extravergine, salse e marmellate, da vera esperienza made in Sardegna. Parola d'ordine: brindare! Negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una: meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia, la sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Amy Beauty Hair e il suo staff augura a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Eccoci qua, siamo di nuovo in studio, gentili radioascoltatori, ci stiamo avvicinando
al terzo blocco di interventi, di chiacchierata, ripeto, un po' difficoltosa, ma mi è arrivato un altro messaggio su WhatsApp, sempre l'assessora del comune di Lanusei, che organizzò il famoso viaggio, uno dei tanti viaggi organizzati dalle associazioni, dagli enti locali e dai volontari in Sardegna, un viaggio particolarmente difficoltoso perché il pullman andò a prendere queste famiglie, erano 29 persone al confine fra il nord della Romania e la Transcarpazia, che è l'oblast al confine con la Romania dell'Ucraina. Qui stiamo parlando, come dire, di una mano tesa, di un ponte di solidarietà che, come avete sentito prima dai nostri ospiti, è stato un momento particolarmente emozionante per chi l'ha vissuto, per chi è arrivato. Ricordiamo che hanno lasciato lì i loro affetti, molte persone sono arrivate veramente con poca roba, con un bagaglio dove avevano veramente pochissimo, qualcuno addirittura è arrivato con un gatto, però c'è sempre una certa reciprocità, e quindi l'assessora Aresu mi scrive che da parte sua, quindi da parte di chi ha organizzato questo viaggio, chiaramente spinta dalla solidarietà, diciamo che lei sostiene di aver avuto in cambio veramente tanto, forse più di quanto ha dato. Infatti dice: è stata una bellissima esperienza per gli ospiti, e dice che siete voi, con i vostri sorrisi, con la vostra gioia di vivere, con il vostro essere anche parte di una comunità che ha arricchito il paese. Quindi voi siete venuti qua ospiti, ma avete dato tanto, avete dato veramente tanto. Adesso non so se abbiano capito quello che è stato detto, magari Oksana mi aiuta se vuole tradurre, poi mi farebbe piacere avere un commento da parte loro su questo aspetto. А вы поняли, что она вам сказала? Можно переклад? Aspetta un attimo, se non riuscire a capire. Hai chiesto se hanno capito? Sì. Hanno capito? Qualcuno sì, qualcuno no. Perfetto. Она спросила, сказала, что то, что вы приехали сюда, это не только было приятно итальянцам, что они хотели помочь украинцам, что вы тоже много чего дали взамен. Взамен вы дали улыбки, совсем другие привычки, другая культура. Все вместе как бы обмен. Не только они для вас делали, вы тоже много для чего сделали. Con chi parliamo? Parliamo con Andrea? Какая ваша на эту мысль? Как вы считаете? Sì, forse anche con noi qualcosa, perché certo un'altra cultura, un'altre tradizioni, se persone con ucraina parlano con persone con italiana, quindi certo qualcosa cambia, sì. Dasha, tu cosa ne pensi del commento di Sandro, dell'assessore Aresu, su questo arricchimento, su questo regalo che voi avete fatto alla città di Lanusei? Что ты думаешь по этому поводу насчет того, что сказала, она говорит про людей, которые в коммуне. Коммуна – это городская, как у нас говорится? Так, я знаю. Они считают, что вы тоже много чего дали. Что ты думаешь на этот счет? Взамен. Мені тут подобається, та я думаю, якщо б ми приїхали сюди за нормальних обставин, то ми б тут залишилися, підготувалися, вивчили язик, мову. Так. Мені подобається, які тут дружні, чемні люди. Ось, все дуже класно. Та я хочу подякувати сім'ї Арезу, яка нас прийняла. Вони дуже добрі та приємні люди. Lei dice che lei fa tanto piacere stare qua in diversa situazione, sono in guerra, magari qualcuno anche potrebbe venire e studiare lingua anche meglio,
ma in situazioni come sono trovate adesso loro ringraziano tantissimo a famiglie che loro ha ospitato. Как называется семья? Арезу. Famiglia Areso, sono molto grati per tutto questo che hanno fatto per loro. Tu, Masha, pensi di aver portato, di aver arricchito invece la comunità di Lanusei col tuo sorriso? Насправді, можливо, те, що ми теж вклали свій вклад у інших людей, з якими ми спілкуємося, обмінялися з ними якимись звичками, але можу сказати, що я дуже вдячна людям, з якими я спілкуюся, тому що настільки приємно з новими людьми, вони дуже чемні, відкриті та разом з ними я себе дуже комфортно відчуваю, я дуже рада, що я з ними познайомилася навіть за таких обставин. Sicuramente lei dice che sicuramente anche loro hanno dato qualche cosa in cambio di questo che sono qua in questo paese, magari anche arricchito anche italiani di tradizioni che ce l'abbiamo noi. Però lei ha detto che lei fa tanto piacere stare proprio con queste persone che incontra, con famiglie e sicuramente con compagni di scuola, che lei è molto grata anche lei per queste cose. Sinceramente ha detto sicuramente sarebbe più piacevole se sarebbe tutto in diverse situazioni, ma comunque lei piace tanto. Allora, qui insomma stiamo un attimino lasciando andare al sentimentalismo, è chiaro che capita insomma un filo di emozione anche perché quando a dire queste cose sono dei ragazzi così giovani che così sono così giovani, sono dovuti scappare dalle loro case, è chiaro che l'emozione un attimino ci prende la mano. Tu invece che sei un attimino più matura, un attimino più grande, pensi che veramente questa emozione, questa cosa che si sente, no? Perché la senti, che sia motivata, oppure sia proprio dettata dalla situazione che rende tutti un po' più fragili anche emotivamente di fronte alla guerra? Sicuramente anche situazione, ma io penso che come io sono veramente da 20 anni qua e io conosco abbastanza bene anche olestrini e non solo, penso italiani, non conosco magari un pochino meglio di loro, però noi, anche tu, avevi possibilità di vedere differenza tra diciamo anche le nostre personalità, siamo un po' tutti differenti, però io penso che queste emozioni che dicono loro magari sarebbero state anche se in situazioni di guerra, perché siamo diversi e comunque scambiare diversi non so, esperienze è sempre una cosa bella, secondo me. Io ti faccio un'altra domanda un po' cattivella. Tu pensi che la comunità internazionale, ma anche l'Italia, l'Occidente e l'Europa debba intervenire in maniera più efficace, con un maggiore sostegno all'Ucraina, o pensi che si stia facendo il possibile? Ci stiamo addentrando un attimino in questioni politiche, però chiaramente purtroppo la guerra è anche questo, e immagino che voi vi siate interrogati, voi ucraini vi siete interrogati su quella che potesse essere quella che possa essere la migliore risposta da parte di chi considerate alleati, quindi l'Occidente, l'Europa e non solo. Vi aspettavate qualcosa di più forte, un sostegno maggiore? Secondo me sostegno ce l'abbiamo abbastanza, se anche certo parlando con diverse persone ho sentito diverse opinioni, perché qualcuno dice che guerra non si fa, che pace non si fa con armi, ma in nostra situazione è diverso, perché comunque noi ci stiamo difendendo e se qualcuno viene a picchiarti non puoi nascondersi in un angolo e dire che io non ne faccio qualcosa, non ne vado incontro, non ne vado a combattere. In nostra situazione penso che è giusto dare sostegno a Ucraina proprio anche con armi, perché la nostra situazione è quella, noi ci stiamo difendendo. Infatti la domanda era, molto spesso in questi dibattiti, nei talk show televisivi e non solo, ci sono, come dicevi giustamente tu, ci sono diversi punti di vista e soprattutto si invoca questa pace a tutti i costi, e la pace chiaramente comporta innanzitutto delle trattative, ma anche, come dire, una
delle posizioni che non devono essere, come dire, troppo sbilanciate l'una a favore dell'altra, no? Ma la domanda che mi sono sempre fatta io è questa: ma qualcuno a voi, popolo ucraino, ha mai chiesto che cosa volevate fare? Se volevate continuare, se volevate difendervi o se voleva, appunto, oppure se volevate arrendervi? Perché qui qualcuno ha addirittura, come dire, paventato il fatto che non bisognasse dare armi all'Ucraina proprio perché in questa maniera si agevolava il processo di pace. Ma allora, io ti chiedo, da Ucraina vuoi arrivare a una pace, ma in quali termini? E soprattutto quale pensi che sia, come dire, il sentire comune dei tuoi connazionali? Essendo io ucraina, penso che anche io ce l'ho questa qualità, nonostante che sono qua, per carità, queste persone che sono lì è molto più difficile e più facile per me dire queste cose perché non sono in guerra, però essendo ucraina lo so che il mio popolo mai non si arrende. No, non si può dire a un ucraino che devono arrendersi, che devono consegnare loro terreni, che consegnare loro tradizioni all'altro paese. Assolutamente. Per noi non esiste. Quindi comunque in qualche maniera, anche se dall'Occidente non arrivassero più armi, insomma, io penso sì. Facciamo questa ipotesi, comunque il popolo ucraino continuerebbe a non si sarebbe reso mai. Si difenderebbe comunque. Sì. Fine all'ultimo, credo. Noi siamo così. Chiaramente questa guerra parte da, diciamo che c'è stato questo epilogo drammatico, però ci sono state già nel 2014 nel conflitto russo-ucraino ci sono state le prime avvisaglie. In quel periodo, in quegli anni, in quell'anno, come avete vissuto questo conflitto? Cioè, siete mai arrivati a pensare che si potesse arrivare ad un'invasione? Sì, da Russia si poteva aspettare, perché noi siamo a confine con due mondi, con un mondo dove esiste libertà in Europa e con un mondo di dittatura. E siamo proprio a confine, siamo come una cosa che stiamo subendo un po' da questa differenza, stiamo subendo un po' troppo, noi siamo a mezzo. Voi siete anche vicini, tu in particolar modo che sei originaria di un paese, mi sono documentata prima, quindi tu sei originaria di un paese vicino al confine con Polonia e Bielorussia, sì. E avete anche comunque il timore che arrivino i bielorussi. Non solo, Putin ha schierato gli armamenti, un sistema missilistico proprio in Bielorussia. Sì. Immagino che il vostro timore quindi in qualche maniera sia legato anche ad un'invasione da parte dei bielorussi. Come in questo momento la situazione è comunque tranquilla? Non si può dire che è tranquilla perché non sappiamo neanche a noi cosa succede, comunque lo sappiamo perfettamente che Bielorussia alleata con russi e magari non è tutto popolo bielorusso d'accordo con politica che c'è lì, però purtroppo dittatura è quella, loro sono dipendenti dal loro presidente, non è che ce l'hanno grande voce anche loro, come anche i russi. Io penso molte persone, proprio russi, non si rendono conto cosa sta succedendo davvero, purtroppo, perché loro sono mal informati. Persone che vivono esterno dalla Russia, russi stesso magari capiscono, ma russi che vivono dentro la Russia capiscono poco. Allora, un'altra domanda, poi magari passo la parola ai ragazzi affinché insomma, salutino e magari mandino un messaggio a chi ci ascolta. C'è anche chiaramente il problema degli sfollati interni, dei rifugiati interni. Prima qualche giorno fa stavo parlando con Oksana e mi diceva che c'è stata comunque anche gli ucraini, quelli più fortunati, fra virgolette, hanno aperto le loro case a chi fuggiva dal fronte, dal Donbass. Certo. Raccontami, cosa è successo? Io so che tua madre, per dire, ha ospitato tanti mesi delle persone. Sì. Cosa si è messo in moto anche in Ucraina? E noi siamo i primi che dobbiamo aiutarsi tra di noi. Se hai aiutato tutto il mondo sarebbe una cosa assurda che non ci aiutiamo tra di noi perché siamo ucraini. E allora in paese dove abita mia madre... Si chiama il tuo paese? Suhodoli. Che significa?
Pianure secche, più o meno una cosa. Ok. Allora, diciamo che anche mia madre sì, aveva ospitato le persone di Kiev che proprio avevano la casa anche bombardata, che avevano pericolo di vita e hanno vissuto con mia madre. Quanto? Quanti mesi? Forse 5 mesi hanno vissuto. Adesso sono tornati a Kiev e sempre stanno tenendo contatto con mia madre. È così. Insomma, la solidarietà non ha confini, non ha lingua, anche se oggi è un po' difficile parlare fra noi perché, ripeto, c'è questo ostacolo, questa barriera linguistica, ma insomma, piano piano si supera anche quello. Allora, ragazzi, io prima di chiudere con Oksana vorrei rivolgermi a voi e chiedervi di chiudere questa serata, questa nostra chiacchierata con un pensiero, con una riflessione, con un messaggio che potete lanciare, potete inviare a chi volete, ai vostri coetanei, ai vostri amici, ai vostri familiari lontani, qualcosa che vi rappresenti, magari sto introducendo dei concetti un po' difficili, un po' complessi, però voglio dire qualcosa che dia un po' un senso, quella che è stata la nostra chiacchierata di stasera, e che voglia essere anche un messaggio di speranza per chi ci ascolta. Magari Oksana, se traduci forse riusciremo a capirci meglio, anche perché sono complessi, dei concetti un po' difficili da esprimere, sicuramente anche da capire per voi. Вы не поняли, да? Qualcuno ha capito? Capito? Vabbè, vediamo un attimino. Что бы вы пожелали, какие бы у вас были пожелания, смотря на то все, что вот на все эти, на ту ситуацию, что вы здесь прожили, как восприняли, и вообще, какие пожелания, смотря на то, что вот у нас война, что вы думаете на это, кому бы вы какие-то, или своим друзьям какие-то пожелания дали из этого всего? Какие выводы из этого всего можно сделать? Chi vuole iniziare? Masha, scusami, inizi tu. Я би сказала взагалі усім людям, щоб вони не забували залишатися насправді людьми, не забували те, що усі моменти ми проживаємо один раз, та більш такого не буде, та щоб брали від життя все та не боялися робити якісь відчайдушні. Так. Lei vorrebbe dire a tutta umanità, perché vedendo anche questa esperienza, che non avere paura di vivere ogni giorno e avere speranza che tutto questo finisce e rimanere sempre umani. Hai 14 anni? 15. Ah, solo 15 anni, insomma. A volte le esperienze, quelle più drammatiche, servono per darci il senso di quanto invece l'umanità sia importante. Dasha. Я би сказала, що треба насолоджуватися життям, запам'ятовувати всі максимальні моменти, які добрі у вас є. Якщо є якісь проблеми, то треба їх вирішувати, а не просто сидіти. Та далі насолоджуватися хорошими моментами. Треба також не забувати бути людьми, бути добрими, бути чесними, не забувати про сім'ю та друзів, бути більш привітними та добрими. Anche Dasha praticamente dice che serve vivere ogni momento e non dimenticare che siamo tutti umani e diciamo ricordarsi sempre che è importante la famiglia, importante amici e credere in futuro. Credere nel futuro. Андрій? Перш за все, українцям те, що потрібно продовжувати боротися, продовжувати опиратися цьому наступу і взагалі продовжувати жити, незважаючи на те, що відбувається, намагатися перебороти це. Колись воно пройде і все продовжиться. Lui prima di tutto augura a tutti gli ucraini
che il nostro paese, penso prima di tutto, essere coraggiosi e continuare questa battaglia. Lo stesso è godere la vita nonostante tutto, nonostante che anche in queste difficoltà, ogni momento. E io penso posso aggiungere il mio. No, infatti volevo chiedere a te alla fine di questa chiacchierata cosa pensi della maturità di questi ragazzi? Perché è così, penso che questa guerra ha insegnato a tutti quanti che serve vivere il momento. Questo è importante. E tu hai un messaggio da dare ai tuoi concittadini, quelli tuoi o anche a quelli acquisiti? Cosa ti sentiresti di dire? A ragazzi che vedo adesso qua, io penso che loro già hanno imparato anche molto qua, che prima di tutto loro ce l'hanno futuro, anche nonostante che sono lontano dal nostro paese, loro hanno molto imparato qua, nonostante tutto questo che succede lì. Però i miei compaesani proprio in Ucraina continuare a essere così come sono, coraggiosi e non rendersi mai. Io penso che questa è una qualità più importante che ce l'abbiamo noi ucraini. E nonostante tutto questo che sta succedendo, anche questo che abbiamo detto prima, si può abituare anche alla guerra. È brutto dire le cose, però sì, questa è una cosa terribile da dire e anche da sentire per chi è lontano dalla guerra come noi. Però è così, perché il mio paese, anche il nostro popolo, nonostante che adesso io ce l'ho 3 nipoti in guerra, cioè, scusami, in armi, quindi stanno combattendo? Sì, allora un nipote, lo so che a Capodanno loro hanno festeggiato un pochino qualcosa come tutti quanti, e lo so che il nostro popolo anche preparano roba da mangiare, mandano roba pronta, già è cotta anche proprio per mandare in guerra. E invece l'altro nipote in giorno di Capodanno stavano facendo trancei. Scusami, stanno facendo? Trancee. Ah, le trincee, ho capito. Quindi stavano ognuno ha passato in modo suo, ma è vita e continua nonostante tutto. Certo, molti muoiono, ma gli altri sopravvivono, e io spero che tutto che sta succedendo finisce il prima possibile. Allora, questo chiaramente è un augurio che ci sentiamo di condividere. Speriamo che questa guerra finisca al più presto, che si arrivi ad una pace giusta, perché si può arrivare a una pace, l'importante è che sia una pace giusta, perché altrimenti sinceramente non avrebbe molto senso. Noi siamo arrivati alla fine, speriamo di aver fatto cosa gradita per i nostri radioascoltatori. Spero che questo momento che ha voluto contemperare sia, come dire, un aspetto più leggero, quindi quello del confronto fra tradizioni, fra cibi, fra culture, quindi invece un aspetto un po' più impegnativo dal punto di vista della riflessione, che ha riguardato appunto lo svolgersi di un conflitto che è ancora in atto e che insomma non so sinceramente quando possa arrivare alla conclusione. Io spero di aver fatto veramente cosa gradita con questo nostro incontro. Ripeto, è stato un po' difficoltoso perché comunque c'è la barriera linguistica, però insomma sia Oksana che Caterina sono state bravissime. Non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, Andriy da Kiev, Dasha e Masha da Kharkiv, Oksana da Sukhedol, ormai è cittadina italiana a tutti gli effetti, Caterina che non mi ricordo da dove arriva, anche lei da Kharkiv, Olena, quindi la mamma di Dasha da Kharkiv, e chiaramente devo ringraziare chi ci ha seguito in regia, Daniele De Murtas per la parte audio e Roberta Loi per la parte video. So che fra l'altro hanno testato un nuovo sistema per cui immagino siano stati bravissimi. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, parleremo dello spopolamento delle zone interne. Ci porremo una domanda molto semplice: il taglio dei servizi è collegabile allo spopolamento che sta attanagliando le nostre zone, in particolar modo le zone interne? Noi ci vediamo giovedì prossimo con Nero su Bianco, mi raccomando, non mancate.
Natale è alle porte. Parola d'ordine: brindare. Al Natale, all'anno nuovo, alla felicità e alla serenità. Qualunque sia il motivo. Cin Cin, negozio delle bevande. I migliori vini nazionali e sardi, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per accompagnare con gusto le tue serate. Nel nostro showroom in zona industriale Baccasara potrai scegliere eleganti box degustazione all'insegna dell'artigianalità sarda. Eccellenze dolciarie come panettoni e biscotti, oli extravergine, salse e marmellate. Da vera esperienza made in Sardegna. Parola d'ordine: brindare! Negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una: meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Amy Beauty Hair e il suo staff augura a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo.